È il quarto turno del campionato Under 17 provinciale, amici della Wii Sport. Con le nostre telecamere siamo presenti al Despar Stadium per raccontarvi della sfida tra Real Ritiro e Camaro. Da una parte la formazione di mister Pietro Muscarà, dall'altra quella dell'allenatore Davide Davì. Grazie all'uso delle nostre grafiche stiamo vedendo i 22 che scenderanno in campo. Il Real Ritiro che si schiera con il numero 1 Cardia, 2 Ficarra, 3 Micali, 4 Nicolosi, 5 Bruno, 6 Caroleo, 6 Trischitta, 8 Lamantia, 9 Romeo, 10 Venuto, 11 Paladino. Despar Stadium gremito come sempre, anche quando si parla di settori giovanili. L'ex impianto storico del Marullo di Visconti è pronto a essere teatro di questa sfida. Si può partire con il film del primo tempo. La prima offensiva arriva dopo appena 2 minuti e subito il Camaro a provarci. Cross sul secondo palo dove si libera Zingales, il suo destro potente finisce sul palo. Clamorosa occasione per il Camaro che poi non riesce a concretizzare. Subito pericolosi però i neroverdi che si ripongono in avanti poco più tardi con il tiro dalla distanza da parte di Tosca, che però non riesce a incutere timore al portiere Cardia. È un monologo del Camaro che qui approfitta di una sbandata difensiva. Il pallone però finisce sull'esterno della rete, colpito da Margareci. 17esimo allora il Real Ritiro che prova la prima offensiva ed è quella che vale il gol del vantaggio. 1-0, segna Venuto. Abbiamo visto il suo destro, traiettoria a uscire, Parisi non può nulla. È 1-0 per la formazione di mister Muscarà che sblocca il risultato. Passano appena 60 secondi e il Camaro che prova la reazione con Foresta che prende la sfera con il mancino. Foresta! Che gol del Camaro, 1-1 e gol del pareggio. Dopo appena un minuto dalla rete del vantaggio del Real Ritiro è stato Foresta con la conclusione al 18esimo a portare sul risultato di 1-1 il match. Il Real Ritiro non si arrende, ci proverà qui Nicolosi che salta un avversario, conclude alto sopra la traversa. Minuto 27, ancora il Camaro che prova a mettere il pallone dentro. Qui il colpo di testa vincente, ma l'arbitro aveva già alzato il braccio. Tutto annullato per posizione di fuorigioco. Ancora neroverdi pericolosi al 32 con il tiro da parte di Parisi. Bella la parata, in questo caso del portiere Cardia. Continua il Camaro che qui ha una ghiottissima occasione con il tiro da parte di Margareci. Qui però è Cardia spettacolare a evitare il gol del possibile nuovo vantaggio neroverde. Di lì a poco finisce anche la prima frazione. 1-1 tra Real Ritiro e Camaro. Al gol divenuto al 17esimo ha risposto un minuto più tardi la gran rete da parte di Foresta. Si può partire con il film del secondo tempo che si avvia senza cambi al secondo minuto. Subito il Real Ritiro pericolosissimo con Paladino che si presenta a tu per tu con Parisi, manda però il pallone oltre la linea di fondo campo. È il momento allora per approfittarne del Camaro al quarto minuto con Silipigni che riceve il pallone, va col mancino Silipigni, ma che gol ha fatto! Rivediamo il suo esterno, non può nulla. Un grande Cardia fino a questo momento e Silipigni a trovare il gol del vantaggio nero-verde. Un bellissimo esterno mancino per il giocatore del Camaro. Primi cambi nelle file del Real Ritiro, esce Romeo ed entra Andronico al minuto 5. Al minuto 6 invece la conclusione verso la porta di Parisi che è bravo a intervenire sulla conclusione dal limite dell'area. Ancora cambi nel Real Ritiro, esce Paladino ed entra De Luca. Al 9 minuto però è ancora il Camaro a trovarsi in zona offensiva. Il pallone arriva a Foresta che prova ad allargarsi su un avversario. Ancora Foresta in diagonale. È il gol del 3-1. È il gol che può valere i 3 punti per la formazione del Camaro. Ha segnato Foresta la propria doppietta personale. Il gol del pareggio era stato il suo, il gol del +2 lo porta ancora il numero 3 e ancora il Camaro ad attaccare e a sfiorare il gol del definitivo KO. Qui Cardia si deve superare quando c'è invece un'offensiva per il Real Ritiro con questo tentativo dal limite dell'area che viene parato dall'estremo difensore del Camaro. Ancora il Camaro che prova a gestire il pallone, lo perde però e allora il Real Ritiro che ne approfitta e riparte in contropiede con De Luca che si presenta a tu per tu col portiere De Luca. 2-3, tutto riaperto al Despar Stadium con il gol del numero 18 e neo entrato della formazione di mister Muscarà che ha battuto il portiere Parisi. Adesso è a -1 il Real Ritiro e ci crede con questa conclusione dalla distanza. Bravo Parisi a parare il pallone, ad allontanare il pericolo sulla conclusione da parte di Venuto. Ci sono ancora cambi, esce Ficarra ed entra Ruggeri, attacca il Camaro dall'altra parte con il pallone sull'out mancino. Bella la giocata di Brunetto e il gol da parte del numero 13. Era uno dei neoentrati della formazione di mister Davì e dopo il gol in rappresentativa
che ha deciso la gara tra Messina e Catania. Ancora un gol per Brunetto che fissa il risultato sul 4-2. Abbiamo visto anche l'ultimo cambio del Real Ritiro, ma non c'è più tempo e finisce così la partita. Il Camaro si impone per 4-2 in questa quarta giornata del campionato Under 17 provinciale. Amici della Wii Sport, Antonio Carelli vi porge un cordiale saluto e vi rimanda alla prossima. Siamo con Caroleo al termine della partita tra Real Ritiro e Camaro, finita per 4-2. Antonio, raccontaci un po' questa partita. Siamo entrati inizialmente, abbiamo fatto 10 minuti eravamo molto spaventati, mentre poi appunto siamo usciti e abbiamo dimostrato di essere comunque un'ottima squadra. Purtroppo il risultato ci può stare, anche perché è una squadra che ha un mese di preparazione in più di noi e speriamo che al ritorno ci rifaremo. 4 partite, 4 belle prestazioni le vostre. Mister Muscarà che cosa vi insegna durante la settimana? Prima di tutto ci fa correre molto e comunque penso che questo sia un aspetto fondamentale, poiché se non si ha la corsa nelle gambe non si può andare da nessuna parte. Poi appunto ci va a fare gli schemi, purtroppo non me ne esce nemmeno uno di destra, però speriamo che entro fine campionato riuscirò a farne un po'. Però abbiamo visto che siete un bel gruppo, un gruppo compatto, ognuno fa il suo compitino, nessuno vuole strafare. Dici tu un po' come vi vede queste settimane passate insieme. Ma diciamo che è un bel gruppo, quindi ci divertiamo anche fuori dal campo, alla fine degli allenamenti eccetera, quindi comunque anche il gruppo, come ho già detto, è un aspetto molto importante.